Scusate, ma io non mi indigno, perché si sono indignati tutti coloro che in Italia hanno governato la città. Io nel mio programma ho sempre detto che penso ai cittadini, penso alle masse popolari, ai lavoratori. In che senso? Io dico a voi indignatevi, a voi organizzatevi, e io, se oggi o domani ho la possibilità di andare in quei seggi, sarò la vostra voce, con voi lavorerò, demanderò sempre la vostra opinione, vi incoraggerò a formare comitati, vi incoraggerò a fare le cose che loro non fanno, vi incoraggerò in queste cose, organizzatevi e io vi appoggerò. Questo dico, lentate, indignatevi voi. E l'ho dimostrato, l'ho detto molte volte questa cosa qua. Forse io sono uno di quei pianeggini che ha il cuore in mano e che c'ha da dire le cose. E spero che il tempo non mi sia proprio... Io sono stanco di sentire le persone che dura lo spazio di un'elezione. E dopo le elezioni si ritorna tutti ognuno al suo lavoro, i nostri governanti fanno quello che hanno da fare, hanno cementificato una città in pochi anni e poi ci vengono a dire che forse la colpa è nostra, che non abbiamo guardato abbastanza e vigilato abbastanza. Quindi allora la cosa che io propongo è di non indignarci noi, ma indignatevi voi.